È arrivato il nulla osta per i funerali di Marco Antoniello, Maria Grazia Potente e il piccolo Mattia e con esso la conferma che il funerale sarà celebrato venerdì alle 10:30 nella chiesa di Sant'Andrea a Favaro Veneto. Proprio questa mattina si è svolto un secondo sopralluogo tra Vela, la municipalità, la parrocchia e il comune per pianificare la logistica della cerimonia funebre che sarà seguita in diretta dalla nostra emittente. Mentre nel municipio di Favaro è in corso una sottoscrizione di raccolta fondi per aiutare le famiglie Antoniello e Potente. Da questa mattina è disponibile presso la municipalità di Favaro un libro dove i cittadini possono venire a firmare e a scrivere il loro pensiero verso i familiari delle 3 vittime innocenti della tragedia immane di Santo Stefano di Cadore. È il momento di far sentire la nostra vicinanza. Ringrazio quanti verranno a portare il loro pensiero e a firmare e ringrazio quanti contribuiranno a diffondere questa notizia. Intanto giovedì alla vigilia del funerale ci sarà una fiaccolata dei cittadini alle 21:15 dalla chiesa di Sant'Andrea di Favaro alla chiesa della Natività di Dese, organizzata dalle maestre della scuola materna. Mentre continuano ad arrivare messaggi di vicinanza come quello dell'ex direttore dell'Ulstre Serenissima che conosceva bene Maria Grazia, il marito e la figlia Elena, tutti dipendenti dell'azienda sanitaria. Siamo molto vicini alla famiglia Potente e naturalmente c'è questo dispiacere molto forte di quello che è successo.